presentato le proposte del gruppo del Partito Democratico Veneto in Consiglio regionale sul tema del Recovery Fund e di come devono essere spese queste risorse all'interno della nostra regione. Martedì in Consiglio regionale ci sarà la discussione sul PRRR, il piano regionale per la ripresa e la resilienza presentata dalla Giunta del Veneto. Noi abbiamo voluto fare le nostre proposte che vanno lungo le 3 direttrici del Recovery Fund europeo: la transizione ecologica e ambientale, la digitalizzazione e l'innovazione e l'inclusione sociale e la coesione, con alcune proposte molto concrete. La prima è portare in Veneto la filiera dell'idrogeno e quindi la filiera di una delle energie rinnovabili su cui di più a livello nazionale e a livello europeo si sta investendo. La seconda è un investimento molto forte su un piano invasi che consenta una gestione migliore dell'acqua in agricoltura e soprattutto misure contro il dissesto idrogeologico. La terza è un investimento forte sulla ferrovia per completare finalmente la rete ferroviaria metropolitana e regionale che consenta di muoversi rapidamente e a costi contenuti tra i comuni e le stazioni del Veneto, e poi un grande investimento sulla sanità ospedaliera per ammodernare e rinnovare i nostri ospedali puntando alle camere singole per evitare i rischi di infezione e rinforzare la sanità territoriale, quindi portare nei distretti le visite specialistiche, esami diagnostici, tutta la diagnosi precoce di cui c'è necessità. Con queste proposte noi chiediamo al Presidente Zaia di farsi parte attiva verso il governo per un Veneto più inclusivo, più green e più digitale. In altre parole, per costruire il Veneto del 2030.